in Piazza dei Signori per la vittoria di Mario Conte. A sorpresa arriva la telefonata di Matteo Salvini, nuovo sindaco, da domani si lavora per sicurezza e sociale. E tra i primi ad abbracciare e a congratularsi con il neo sindaco il governatore del Veneto Luca Zaia. L'allievo ha superato il maestro, ha detto il presidente della regione. Cocente delusione per il centro-sinistra, Giovanni Manildo ringrazia la squadra e si commuove alla conferenza stampa annunciando che non siederà in consiglio comunale. Il ballottaggio non è servito nemmeno nel comune della Marca dove era previsto, ovvero a Vedelago. Cristina Andretta e la Lega schiacciano i due avversari con oltre il 66% dei voti. Oltre a Treviso in altri 8 comuni si è votato per eleggere i sindaci, tra volti nuovi e riconfermati il viaggio nella Marca andata alle urne. Aliante precipitato ieri in Alpago, dopo lunghe ricerche trovata sul Monte Selva la carcassa del velivolo, morto il pilota, 59 anni, di Castello di Godego, titolare di una concessionaria di Castelfranco. Lo straordinario recupero dell'antico sigillo di Gengis Khan, una ricostruzione partita nel 2008 dall'esposizione di una pergamena in occasione della mostra dei Carraresi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano naturalmente la tornata elettorale di ieri, in primo piano il risultato a Treviso con la vittoria del candidato del centro-destra Mario Conte. E allora nel nostro servizio d'apertura le immagini della festa iniziata la scorsa notte e proseguita questa mattina in Piazza dei Signori, con una sorpresa arrivata durante la conferenza stampa sotto la loggia. Vediamo. Abbracci e applausi in una festa andata avanti tutta la notte, proseguita questa mattina. Sul volto del neosindaco Mario Conte i segni della stanchezza, ma anche della felicità per una vittoria arrivata al primo turno. Conte che scandisce già la tabella di marcia per i prossimi giorni. Da domani tutti cominceremo a lavorare con al centro le esigenze dei cittadini, proprio come ci hanno insegnato Gentilini e Gobbo. Quindi da questo punto di vista può stare tranquillo che faremo esattamente il nostro dovere. E da cosa si comincia? Primo punto. Sicurezza e quartieri, e poi anche tanto sociale. Sicurezza tra le priorità del nuovo primo cittadino, che lo aveva già chiarito anche la notte scorsa appena avuto conferma della vittoria. Riorganizzare subito il comando della polizia locale e capire veramente quali sono le esigenze primarie dei quartieri. Intanto Mario Conte si gode la vittoria con il 54,3% delle preferenze davanti al sindaco uscente Giovanni Manildo con il 37,9%. Una festa iniziata ieri sera quando l'orologio della Torre Civica in Piazza dei Signori segnava le 3:15. Conte che si era poi spostato all'interno del Palazzo dei 300 nella sala del Consiglio Comunale. Stamattina, come ieri notte, Piazza dei Signori continua a fare da scenario ai festeggiamenti e la conferenza stampa diventa l'occasione per i ringraziamenti e per le sorprese con la telefonata del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un abbraccio Mario, un abbraccio a tutta Treviso. E grazie soprattutto per quello che farete. Sono stato felice di venire una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. E tra i ringraziamenti uno anche all'avversario Giovanni Manildo. Volevo ringraziarlo perché è stata una campagna elettorale all'insegna comunque della correttezza e del confronto sulla base di visioni di città e di idee. E poi l'ultima commossa dedica alla sorella scomparsa qualche mese fa. Ho sentito la presenza, l'ho scritto anche su Facebook, sulla spalla di mia sorella e la ringrazio perché questa vittoria è tutta sua. E lo avete visto tra i primi questa mattina a complimentarsi in Piazza dei Signori con il vincitore Mario Conte, il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto l'allievo ha superato il maestro. Questo è il super sindaco, dovete dirlo a tutti. Super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso. La piccola Etene oggi c'è. Grazie Mario. Grazie. Il governatore del Veneto Luca Zaia è tra i primi ad arrivare in Piazza dei Signori questa mattina per abbracciare, per congratularsi con il neo sindaco Conte. Questo è l'allievo che ha superato maestro, scrivetelo. Zaia che aveva creduto sin da subito nella candidatura di Mario Conte al punto da sposare il progetto di una lista con il suo nome accanto a quello di Gentilini. Durante la conferenza stampa Zaia ringrazia così il nuovo primo cittadino.
Desidero ringraziare Mario perché ci fa vivere un sogno, no? Bisogna essere vivi per vivere i sogni. E Mario ci ha fatto sentire ancora più vivi. Grazie Mario, veramente grazie di cuore. Il governatore poi spiega quali siano stati gli elementi che hanno permesso di raggiungere questa vittoria. Saper trasformare un progetto politico in un progetto amministrativo, di dimostrare ai cittadini che parli politicamente, sei lotta di guerra, ma poi sai essere anche lega di governo nel momento in cui presenti una squadra, un candidato, dei candidati, e i cittadini poi ti danno il 53-54% al primo turno, magari contro un sindaco uscente, e quindi ti fa capire che hai uomini e donne presentabili sul territorio. Intanto, dopo i festeggiamenti, il Presidente del Veneto è pronto domani a partire per Roma, dove con il Ministro Stefani riaprirà il tavolo per l'autonomia della Regione. Festa poi anche per tutte le liste che hanno appoggiato Mario Conte, a cominciare da Giancarlo Gentilini, tra i protagonisti dello show della vittoria sotto la Loggia dei 300. Ora dovete seguire Mario Conte, che ha sposato il Vangelo secondo Gentilini, ricordatevelo, e lui seguirà quello che io lo spingerò, perché ha bisogno di una carica vitale e io le darò la carica per governare come va governata la città di Treviso. È un Gentilini in gran spolvero quello che stamane ha festeggiato sotto la Loggia dei 300 la vittoria di Mario Conte, nonostante la lista Zaia-Gentilini sia stata superata da quella personale del neo sindaco e lo stesso sceriffo si sia piazzato al quarto posto tra i suoi come preferenze. Brinda Gentilini perché la sua lista, sponsorizzata dal governatore, ha consentito a Conte di evitare il ballottaggio, ed ora lo sceriffo presenta il conto auspicando un posto in giunta per due suoi fedelissimi. Zampese e Basso credo siano due nomi che devono essere a fianco di Mario Conte, perché conta molto anche i due mandati che hanno fatto. Poi c'è la soddisfazione per l'elezione di Andrea De Checchi, che secondo gli accordi della coalizione tornerà dopo 5 anni a Casugana con l'incarico di vice sindaco. È un impegno gravoso perché c'è molto da fare, però quando si ama una città anche gli impegni gravosi diventano piacevoli. Prova che ancora una volta, se il centrodestra si presenta unito, vince. Questo dimostra che quando tutto il centrodestra va a votare si vince, e la compattezza fin dal primo punto è il secondo elemento. La gente non ama le divisioni, in particolare nel centrodestra. Dall'altra parte invece nella coalizione di centro-sinistra è cocente la delusione. Stamattina in conferenza stampa il sindaco uscente Giovanni Manildo non ha nascosto la commozione annunciando l'addio alla politica cittadina. Io non rimarrò al Consiglio Comunale, non perché ritenga una cosa da non fare, ma penso che sia il momento in cui io mi dedichi di più al mio lavoro e alla mia famiglia, quindi questa è la mia decisione. Si commuove Giovanni Manildo nell'annunciare il suo addio alla politica cittadina e nel ringraziare i 160 candidati delle liste che l'hanno sostenuto, assieme a tutta la squadra che negli ultimi 5 anni ha amministrato la città. Devo ringraziare tutti, penso che abbiamo fatto una comunicazione molto bella, il nostro abbiamo fatto molto, faremo di più, oltre che era molto vero. I trevigiani hanno premiato un'altra coalizione, quindi c'è poco da dire, insomma, di fronte a un risultato si guarda, se ne prende atto e poi ognuno prende le proprie decisioni politiche e personali. Io intanto ho preso la mia personale, poi ci sarà qualcuno che guiderà l'opposizione in Palazzo dei 300 che prenderà quelle politiche. Manildo lascia senza polemiche, con il fair play che l'ha contraddistinto in questi 5 anni, e nonostante la bruciante sconfitta lascia senza rimpianti, convinto di aver dato il massimo per la città. È sicuramente una città aperta, sicura, viva, vivibile, una città migliore di come l'abbiamo trovata. Penso che di tantissime nostre scelte, di tante cose che abbiamo seminato, si vedranno i frutti nei prossimi anni, e quindi diamo un testimone molto positivo al sindaco che verrà dopo. Infine un augurio al nuovo sindaco. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e che amministri la città con forza, con passione ed entusiasmo. E adesso l'analisi della sconfitta nelle parole di Paolo Camolei, assessore uscente e fondatore della lista Treviso È.
questa onda politica ha sovrastato le competenze delle persone singole, quindi non è stato capito che sul territorio bisogna andare sulla persona, mentre nelle politiche si va a fare politica. Questo dal mio punto di vista è l'analisi più chiara, poi possiamo discutere sul Cappello un po' più, un po' meno, ma non è questo il tema. Il tema è che un risultato di questo genere, dopo 5 anni come abbiamo amministrato, soprattutto dopo aver trovato una città come l'abbiamo trovata e come la lasciamo oggi, devo dire la verità, è abbastanza incomprensibile, perlomeno per me. Sono stati i candidati al Consiglio Comunale che hanno ottenuto più voti. Franco Rosi e Riccardo Barbisan sono loro i candidati consiglieri più votati in questa tornata elettorale a Treviso. Rosi, esponente di Treviso Civica, lista che appoggiava Giovanni Manildo, ha conquistato 478 preferenze, una sessantina in meno quelle ottenute dal consigliere regionale della Lega Barbisan con 416. Restando nella coalizione di centrodestra, 383 i voti per Sandro Zampese con la lista Zaia Gentilini. Della stessa compagine anche Mirko Visentini e Antonio Dotto, rispettivamente con 319 e 305 preferenze. Seguono Davide Acampora di Forza Italia, 303 voti, Giancarlo Gentilini che ottiene poco meno di 300 preferenze, 297 per l'esattezza, e poi l'assessore regionale Federico Canere e ancora Cristian Schiavone e Giuseppe Basso. Nella coalizione di centro-sinistra alle spalle di Franco Rosi, Stefano Pelloni del PD con 357 preferenze e poi gli ex assessori Liana Manfio e Roberto Grigoletto con rispettivamente 341 e 340 voti. Seguono Maria Buoso 250, Antonella Tocchetto 238, Carlotta Bazza, Fabio Pezzato e Dario Brollo. Un'ultima curiosità riguarda le preferenze ottenute dagli oramai ex assessori della Giunta Manildo. Oltre ai nomi già fatti ci sono Luciano Franchine con 142 preferenze, Paolo Camolei con 98, Anna Caterina Cabino con 97, Ofelio Michelana con 89 e Marina Tazzer con 85 voti. Sono altri però i comuni, oltre al capoluogo della Marca, andati al voto ieri. Iniziamo da Vedelago, dove il primo cittadino uscente, Cristina Andretta, ottiene una vittoria schiacciante. Non se lo aspettava nemmeno lei di ottenere una percentuale così alta al primo turno. Cristina Andretta della Lega e Liga Veneta viene riconfermata sindaco di Vedelago con una percentuale di voti che sfiora il 66,40%. Il primo cittadino uscente sconfigge nettamente la lista civica di Paolo Quaggiotto, fermo al 18,10%, e la lista civica di Sergio Squizzato con 15,60% di preferenze. Beh, è un momento bellissimo, una grande soddisfazione. Credo che avere la fiducia dei cittadini, che in questo caso ti dicono anche che nei 5 anni insomma hai fatto qualcosa di buono, è sicuramente una grande soddisfazione. E poi penso davvero a tutta la mia squadra, a 48 persone che hanno lavorato sul territorio in una maniera incredibile. Sono riusciti ad andare in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, alcuni di nuovi, alcuni erano uscenti, e quindi penso che davvero possiamo essere felici del lavoro fatto. A San Biagio ora anche qui riconfermato il sindaco uscente Alberto Cappelletto. Il giorno 11 giugno 2018 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di San Biagio di Callalta il signor Cappelletto Alberto. L'emozione è molto più intensa ancora di quella di 5 anni fa, perché c'era tanto in gioco per tutti noi. Alberto Cappelletto riconfermato alla guida del comune di San Biagio di Callalta. La sua civica sinergia sambiagese di centro-sinistra ha ottenuto il 61,2% contro il 38,8% delle preferenze dello sfidante Andrea Catto, centrodestra. Soddisfazione per Cappelletto che, nonostante la scarsa affluenza, 49,2%, ha raddoppiato i voti rispetto al 2013. Ci speravo, sicuramente ci speravo, non posso dire altrimenti, però l'emozione c'è sempre. Prima c'era la tensione, ora c'è tanta emozione per il risultato raggiunto. Un'azione amministrativa all'insegna della continuità. Uno dei primi atti sarà quello di portare a livello amministrativo il secondo piano di interventi, in modo tale da dare opportunità al territorio. Sono quelle opportunità che vanno dalle aziende, dalle attività produttive, ma anche il singolo cittadino per i propri figli. Riconfermato anche a Mareno di Piave il sindaco uscente Cattai.
Emozionato e contento per una vittoria che premia tutto il lavoro svolto fino ad oggi, Gianpietro Cattai viene riconfermato sindaco di Mareno di Piave. Nettissima la vittoria del primo cittadino che con la lista Civica Uniti per Mareno ha ottenuto il 75,60% delle preferenze, sbaragliando l'avversario Daniele Cattelan della Lega che si è fermato al 24,40% dei voti. Vittoria al primo turno, se lo aspettava? Sì, una vittoria importante, non mi aspettavo l'entità in termini percentuali, la risposta dei cittadini è stata assolutamente eccezionale, ma eccezionale per il lavoro fatto e poi in secondo luogo per la nuova squadra. Squadra vincente non si cambia? Beh, allora ci saranno dei cambiamenti dovuti alla legge perché per la parità di genere ora sono previsti 2 assessori di maschi e 2 assessori femmine, quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti, ma quel che importa è che lo spirito è lo stesso che ha contraddistinto la squadra che ha passato i 5 anni, quindi grande impegno, grande dedizione e nel pensare solamente a risolvere le problematiche di Mareno e dei marenesi. E adesso a Nervesa, dove è stato riconfermato con quasi il 50% dei voti, il sindaco Fabio Vettori. Se il pagamento viene fatto qualche giorno dopo non saremo perentori, diciamo così. Incassa anche l'approvazione del ragioniere del comune, il sindaco di Nervesa Fabio Vettori. Qualche giorno di elasticità nel pagamento dell'IMU come segno di riconoscenza verso tutti i cittadini e non solo per i 1761 che l'hanno indicato nell'urna dopo la riconferma per i prossimi 5 anni. L'ingegnere, come lo chiamano quasi tutti i dipendenti del municipio, condivide l'attività privata e l'impegno pubblico con il sindaco di Volpago Paolo Guizzo. Sindaci ingegneri con idee chiare, che per questo vengono premiati dagli elettori. Io penso di aver fatto le cose con serietà, di aver dimostrato impegno rispetto ai miei concittadini, di aver dato trasparenza, di aver dato disponibilità al massimo, tutto quello che potevamo fare nei limiti del possibile, perché le risorse per i nostri piccoli comuni non sono infinite, noi abbiamo cercato di farlo. Tra gli obiettivi centrati il restauro e la riapertura dell'abbazia di Sant'Eustachio e l'arrivo di tappa del Giro d'Italia. Poi c'è l'impegno per il centenario della vittoria della Grande Guerra e il sindaco indica con orgoglio la sua Nervesa nella gigantografia di una mappa di guerra austriaca. Accanto ai successi sono già in lista i nuovi obiettivi. Stiamo per partire con 2 piste ciclabili, una a Bidasio e un'altra a Bavaria, stiamo per partire con la scuola Mario Fiori di Bavaria. Abbiamo messo in cantiere tante cose, abbiamo realizzato tante cose, tra cui un piano delle asfaltature. Perché ora c'è da conquistare anche chi non ha votato il sindaco, o peggio, non è proprio andato a votare. Noi continueremo a cercare di essere disponibili rispetto ai nostri concittadini e cercare, diciamo così, di assolvere i loro bisogni. Se poi fra 5 anni recupereremo anche, diciamo così, quelli che in questo momento non ci hanno votato, ben venga. In ogni caso io sarò il sindaco per tutti i cittadini di Nervesa. A Moriago della Battaglia era uno solo il candidato sindaco e per 6 voti si è sfiorato il commissariamento. Sindaco, onoratissima, grazie, e complimenti, grazie, bravo, grazie. Successo meritato. Grazie, abbiamo fatto tutti il tifo per il nostro sindaco. Grazie. Tutti hanno fatto il tifo fino all'ultimo per il sindaco Giuseppe Tonello perché l'alternativa non era un altro candidato ma il commissario prefettizio per un anno. E c'è chi dice che ieri sera, quando a pochi minuti dalla chiusura dei seggi ci si è accorti che di votanti ne mancavano davvero pochi, più di qualcuno si è andato a casa per casa recuperando quei 6 cittadini che hanno permesso di superare il quorum. Ce l'abbiamo fatta per 6 votanti e quando dico ce l'abbiamo fatta è tutto il comune che ce l'ha fatta per 6 votanti. Potevamo contare su possibili 2.803 votanti, purtroppo 800 sono gli iscritti all'AIRE che non potevano ovviamente venire a votare in Italia. È l'eterno problema dei comuni con una forte presenza di compaesani emigrati in Svizzera, Australia e America Latina, ma anche, qui il sindaco è molto risentito, delle minoranze che prima annunciano il varo di una lista concorrente e poi spariscono nel nulla. La minoranza che avevo io era talmente inconsistente che è quasi la stessa cosa. 1409 voti che ora si aspettano la prosecuzione del programma ad iniziare dall'inaugurazione del municipio ristrutturato a norma antisismica e non a caso la prima visita di questa mattina dopo una notte di festeggiamenti sia stata proprio per il cantiere a lato della chiesa. Poi
ci sono gli altri obiettivi per i prossimi 5 anni. Gli interventi sulla pubblica illuminazione, sulle due piazze, Piazza Vittoria e Piazza Vittorio Veneto, oltre al completamento dei lavori sulla ciclabile in quel di Mosnigo. Ora si pensa alla nuova giunta che qualcuno vorrebbe così. È vero che vuole mettere in giunta uno di quegli ultimi 6 che l'hanno votata, anzi che sono andati a votare. Guardi, io metterei in giunta 1409 persone che hanno votato e che hanno fatto le corse per venire a votare e loro saranno nei miei cuori per tutti questi 5 anni e li ringrazio tantissimo. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. TV. Di nuovo in diretta, continuiamo a parlare di elezioni amministrative, andiamo adesso a vedere gli altri nuovi sindaci eletti nei comuni andati al voto ieri. Nuovi inquilini nei municipi di Castello di Godego, Istrana e Motta di Livenza. In quest'ultimo comune è stato eletto il sindaco più giovane Alessandro Righi, assessore dell'amministrazione uscente, 33 anni, candidato della Lega, che ha vinto con il 66,4% delle preferenze. Paolo Tolotto con Motta Unica si è fermato al 33,6%. Nella sfida tutta in rosa di Istrana, la poltrona di sindaco è stata conquistata da Maria Grazia Gasparini, candidata di Lega e Civiche, che ha ottenuto il 64,2%, 35,8% per Annalisa Crespan con la lista Attivi per Istrana. Diego Parisotto invece è il nuovo sindaco di Castello di Godego con la lista Progetto Godego. Ha ottenuto il 41,2% dei voti. Dietro di lui con il 29,9% il vice sindaco uscente Barbara Gardiman con Godego Viva. L'esponente del Carroccio Domenico Alberti ottiene il 29% dei consensi. Un'ultima curiosità è proprio in quest'ultimo comune, quello di Castello di Godego, che si è registrata l'affluenza maggiore alle urne con oltre il 60% di votanti. Lasciamo la politica, andiamo alla cronaca con una tragedia nei cieli del Bellunese. È morto il pilota dell'Aliante, scomparso ieri e precipitato sul monte Serva. L'hanno cercato ininterrottamente da ieri pomeriggio, ma solo nella tarda mattinata sono stati individuati i resti del velivolo partito ieri mattina dall'aviosuperficie di Belluno. Nessuna speranza per il pilota. Tra i rottami è stato rinvenuto il corpo senza vita di Angelo Moresco, 59 anni, titolare della concessionaria Marauto di Castelfranco. Ancora non si sa cosa possa avere provocato la tragedia. Moresco era un pilota molto esperto e ieri le condizioni del tempo erano buone. A dare l'allarme i compagni dell'aviosuperficie che, non vedendolo atterrare, non ricevendo risposta alle numerose chiamate, hanno allertato i soccorsi. Per tutta la notte vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, SUEM e tutte le forze dell'ordine del territorio si sono impegnate nella ricerca del velivolo nell'area dell'Alpago e di Longarone. Soltanto oggi, poco dopo mezzogiorno, il relitto dell'Aliante è stato ritrovato. Ad individuarlo l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che stava passando nelle vicinanze impegnato in un'altra missione. L'Aliante era precipitato in zona alle Piaie tra il Monte Serva ed il Monte Pelfa a 1800 metri di quota. La salma del pilota è stata recuperata e portata all'obitorio di Belluno a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso la cultura con le immagini dello straordinario recupero dell'antico sigillo del Gran Khan. Nel 2005 ho iniziato qui in questa sede le grandi mostre sulla Cina biennali. Parte da qui la storia del sigillo ritrovato, il segno del potere di Gengis Khan, imperatore mongolo che dopo 7 secoli è stato ricostruito, partendo da una pergamena esposta durante la seconda mostra del ciclo di esposizioni della casa di Carraresi dedicate alla Cina e all'Oriente. Treviso è stato il crocedivia di una serie di coincidenze, proprio davanti a questo documento inviato al Papa e custodito in Vaticano dal 1247. Quando è venuta la delegazione della Cina a vedere la mostra, il direttore del museo di Huahot nei Mongolia interna ha detto: ma questa qua è la famosa lettera che noi abbiamo notizia che il Gran Khan aveva mandato al Papa, di cui non sappiamo nulla.
E guardando bene ho detto ma questo sigillo è straordinario, perché non è in lingua cinese, non è neanche esattamente in lingua mongola, non si sa. E da queste iscrizioni, in un puzzle di molte altre informazioni, grazie all'impegno di 2 storici cinesi, il sigillo del Gran Khan oggi è nuovamente realtà. Questo è aquila bianca, simbolo di aquila bianca, con la testa di aquila e corpo però di leone. La coda di leopardo, quindi è unione della cultura di mongolo, Egitto e cinese e anche una parte di Europa. I 6 righe di testo racconta il popolo deve rispettare il potere del sigillo che rappresenta e sottomettere. Un oggetto prezioso, oltre che testimone della storia mondiale. Farà parte delle collezioni vaticane come segno concreto della collaborazione. Sigillo che è stato donato a Luciano Benetton perché faccia parte del patrimonio della fondazione. Sicuramente non lo terremo nascosto, non lo terremo a casa, lo metteremo in una posizione che possa essere utile a chi vuole conoscere la storia di questo sigillo. Ci fermiamo qui con le notizie da Treviso, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 12 giugno. Sul Veneto il tempo sarà spiccatamente instabile, sin dal mattino locali rovesci o temporali possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, alternati comunque ad ampie pause soleggiate. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Migliorerà in nottata. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Tutto sole al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti ovunque. Anche in questo caso migliorerà ovunque entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.